Direi di iniziare con il nostro Bruno Costa, che è il coordinatore dei nostri tecnici, che presenterà dai dati dei controlli funzionali quale situazione noi abbiamo inerente proprio al benessere degli animali. Prego. No, tienilo vicino. Buongiorno a tutti. Il mio compito è quello di aprire il convegno di oggi e quindi farò un flash su alcuni aspetti che riguardano la nostra regione e relativi al benessere animale e una sua correlazione con alcuni aspetti economici che collegano la parte gestionale alla parte più strettamente connessa col reddito. Ecco, per quanto riguarda, qui c'è una breve descrizione di quello che fa la nostra associazione. Molti di voi lo conoscono già, comunque controlla il 40,3% delle stalle della regione Veneto, che però diventano il 72% dei bovini allevati nella regione. Questa è una suddivisione per quanto riguarda le tipologie di stalle. Chiaramente nella nostra regione è presente sia la zona di pianura ma anche la zona di montana e in questo senso abbiamo una rilevante presenza di stalle medie e medio-piccole. Ecco, questo è il tabulato che noi presentiamo all'interno di SIAlleva, il sistema allevatori, che riepiloga tramite un indicatore globale le condizioni di benessere o meno degli animali allevati. Si basa su 5 parametri. Questi parametri sono l'indicatore di regolarità produttiva, DIM, cioè i giorni di lattazione, il numero dei parti, indicatore di longevità, l'indicatore di disturbi della mammella, che è la conta delle cellule somatiche, il rischio di chetosi subclinica e il rischio di acidosi subclinica. Ecco. La messa insieme di questi parametri, d'accordo, che non sto qui a descrivere in questo momento, ci dà un punteggio. Questo punteggio si avvicina allo 0, è un punteggio a 3 cifre, si avvicina allo 0, indica un buon livello di benessere e un basso rischio ovviamente del contrario, viceversa se si avvicina a 500 è un livello di benessere che via via decresce. Questo è un breve riepilogo. In questa tabella noi troviamo il numero dei parti suddivisi per provincia. Questa è una breve esposizione che ripeterà alcuni dati che sono compresi in questo indice a livello provinciale. Quindi abbiamo una fluttuazione che mediamente, parliamo della razza frisona, che è la razza più diffusa all'interno della regione, e andiamo da un numero di parti da 2,2 fino a 2,5. Questo numero di parti va confrontato col target, che sarebbe un numero di lattazioni ritenute ottimali di 3 medie, numero medio di lattazioni presenti in azienda di 3. Ecco. Qui abbiamo il numero dei giorni di lattazione, suddivisi anche questi per provincia, e vediamo che il target in questo caso è 152 giorni. È un dato che viene ampiamente superato, come del resto anche la presenza e il numero delle lattazioni è inferiore a quello che è previsto come target e si avvicina più al 2 che al 3. Cosa significa avere qualche giorno di lattazione in più? Significa, l'abbiamo spiegato in diverse occasioni anche come associazione allevatori, significa avere una produzione normalmente più bassa di quella che potrei avere a 152 giorni, praticamente con quasi le stesse spese, perché a 152 giorni ho una maggiore efficienza di trasformazione. Quindi 152 è scelto per avere il 50% degli animali e a metà lattazione, però normalmente più io riduco, più mi avvicino al momento del picco di lattazione,
come giorni medi presenti all'interno dell'allevamento e maggiore è l'efficienza di trasformazione in latte da parte degli animali. Questo è il parto-concepimento, l'andamento medio, con un target di 120 giorni. Non sto qui a ripetere, il parto-concepimento è il periodo che va dal momento del parto a quando l'animale concepisce e quindi rimane gravido. Più si accorcia questo periodo, meno lungo l'interparto, più vi sono parti e maggiore è la vicinanza al momento del parto. Noi possiamo osservare all'interno dei nostri allevamenti, durante i controlli funzionali, che anche allevamenti molto produttivi, se riduco i giorni di lattazione, tendono ad avere una media produttiva più alta, anche in modo significativo. Questo è l'andamento delle cellule somatiche, con riferimento, in questo caso non abbiamo un target, però è un valore del 10% migliore come valore soglia. Qui è 137. Il resto sono i valori medi delle nostre province. Per quanto riguarda l'età al primo parto, tranne una, abbiamo tutte le province che normalmente fanno partorire le loro manze a 27 mesi contro i 24 che sono previsti come target, cioè quindi un parto a 2 anni. Normalmente nel Veneto si partorisce 2 anni e 3 mesi. Questa è una tabella perché mi soffermo un po' di più sul discorso relativo alla rimonta. Questa è una tabella fornita dal Dipartimento TESAF dell'Università di Padova, riguarda la marginalità presente a livello 2015, la marginalità al netto delle spese per gli alimenti, per i costi alimentari. Abbiamo delle aziende che hanno una marginalità molto buona, 23,7, e la media è 15,8, si parla di centesimi per litro, 7,9 è invece la marginalità delle aziende maggiormente in difficoltà. Questa difficoltà ovviamente intesa come marginalità rispetto al prezzo con cui veniva remunerato il loro latte. A questo punto, considerando i costi di riproduzione, i costi della rimonta, abbiamo dei costi reali, compresi gli ammortamenti delle strutture dove insistono gli animali e del carro miscelatore eventualmente necessario per la produzione della razione, nonché i costi del gasolio. Al netto dei costi di lavoro abbiamo un costo di produzione che è il più basso possibile di poco meno di 1.000 euro per produrre una manza. A questo invece si può confrontare con un prezzo medio di produzione reale, realistico, che poi può essere oggetto di discussione, ma sposta solamente il tipo di ragionamento, di 1.310 euro. Se noi lo confrontiamo con quello da 223,7 centesimi di marginalità, ci vogliono 36 quintali di latte per recuperare le spese di produzione della manza, che vanno a 54 con la marginalità di 15,8, e ci vogliono ben 109 quintali di latte con una marginalità di 8 centesimi circa per recuperare le spese di produzione della manza. Viceversa, ovviamente, se passo a spendere di più, se mi costa di più produrre la manza, avrò maggiore quantità di latte necessaria per recuperare. Si va dai 51 quintali della marginalità più alta ai 153 quintali di latte prodotti per recuperare il costo di produzione della manza. Associato a questo ho espresso sempre in funzione della provincia l'equivalente vacca matura, ho tenuto conto dell'equivalente vacca matura, quindi ho considerato in base al numero di lattazioni previste all'interno della provincia anche la redditività. Come si può notare abbiamo province in cui produrre una manza mi rende di più mediamente, d'accordo, questo è evidentemente tenuto conto una marginalità di 23,7 o di 8 centesimi. Quello che colpisce è che abbiamo questa diversa redditività, può dipendere dalla capacità produttiva degli animali, non necessariamente dai costi di produzione, però se io vado a vedere anche, al di là della differenza all'interno della regione fra le varie province,
ho una differenza notevole di quello che è il rendimento al netto del latte che costa per produrla della vacca. Cioè, se io produco una vacca e la porto a 2,4, 2,5 lattazioni, detraggo il latte prodotto e quindi che mi serve per coprire con la marginalità i costi di produzione, mi rimane nel corso della vita dell'animale una redditività decisamente bassetta. Ecco, questo è il nostro sintetico collettivo, è uno strumento da cui ho dedotto gran parte dei dati che trovate e che avete trovato in questa breve esposizione. È un documento di fondamentale importanza per qualcuno che vuole capire come sta andando la sua azienda. Io vi invito ad osservarlo attentamente, perché a volte si trascurano dei dettagli, ma contiene un numero elevatissimo di dati che ci permettono di fare numerosi ragionamenti sulla nostra azienda. Ecco, per concludere la mia breve esposizione che introduce la giornata, sono delle considerazioni che l'utile netto aziendale nelle stalli bovine da latte si è progressivamente ridotto nel corso degli ultimi anni e credo che non sia una novità, purtroppo, non sia una novità. Esiste una notevole variabilità sul fronte dei ricavi che mi modifica anche le marginalità delle varie aziende, perché noi seguiamo ovviamente aziende che hanno entrate diverse e ricavi diversi. Fra latterie e all'interno delle latterie. L'attuale marginalità rende deboli di fronte alla volatilità dei mercati la gran parte delle aziende da latte. E questo è un altro dato che purtroppo non riusciamo a controvertire facilmente. Esistono comunque dei margini di miglioramento nella gestione degli allevamenti, perché se io aumento la marginalità, e questo è l'aumento, e abbiamo visto anche in altre edizioni, in altri convegni, ci sono dei sistemi legati alla gestione degli allevamenti, soprattutto legati alla fertilità e alla longevità, che ci permettono di migliorare la gestione e quindi la redditività. Naturalmente, per migliorare la gestione è fondamentale conoscere i dati delle proprie aziende. In questo senso mi riferisco a questi nostri documenti che sono di fondamentale importanza per conoscere bene l'azienda. Ecco. Basta, io avrei concluso. Grazie. Era giusto iniziare con un minimo di fotografia dei nostri dati, che sono dati aziendali, delle vostre aziende. Bene, adesso entriamo nel vivo del tema del convegno.